Eccolo qua. Allora, con lo spumante del Conte Federico, che è un Trento DOC, e cosa si fa? Si apprezza subito, appunto, come si dice, anche la vista, anche l'occhio vuole la sua parte, si apprezza subito il colore, la spuma, in quanto tempo rimane la spuma, e dopo la dimensione delle perle, no? Delle bolle che salgono, sempre belle e gioiose, fa venire voglia di assaggiarlo, perché lo spumante lo si guarda anche. E poi gli aromi che hanno sempre negli spumanti in metodo classico come questo, ricordano molto, prima di tutto, la panificazione, il lievito, proprio la crosta di pane, in questi profumi. Poi c'è un altro aroma che viene dopo, che ha a che fare un po' con il mondo del caseificio, del latte, e poi si vede in bocca, ovviamente, albicocca quasi, albicocca passita. È tutto unito da una bella acidità, in questo caso verso l'agrume, non il limone, ma magari più l'arancia. E poi, ovviamente, come si dice, abbiamo esaminato sostanzialmente tutti i sensi, e ne manca uno dei nostri meravigliosi 5 sensi, che è quello dell'udito, ma quello ci pensa l'uomo a farlo, la voce del vino col cin cin. Per fare il vino io devo avere il vigneto buono, il vigneto migliore, o quello che è più, io ritengo più adatto per fare quel vino. Posso avere io tutta quella terra, riesco a, non sempre, certe volte posso acquisire, quando mi capita è una fortuna, e acquisto vigneti e pertanto mi porto in casa la fonte del mio prodotto. Ma a volte non è neanche facile, ci sono degli ambienti, questo dove siamo adesso, non sono in vendita e hanno una storia di 800 anni, di 750 anni. Allora, se riesco a creare una collaborazione in cui loro mi mettono a disposizione il pane e io ho i denti, vuol dire loro mi mettono a disposizione il vigneto e io glielo valorizzo, lavorandoci sodo, lavorandoci con molta perizia, con una tecnica d'avanguardia, e poi creando marketing e distribuzione nel mondo, ho fatto bingo, ho dei luoghi fantastici e ho dei marchi che sicuramente si spendono per quello che hanno avuto dalla storia e quello che possono dire anche oggi. La dimora dei discendenti di Dante Alighieri, quella dei conti Bossi Fedrigotti a Rovereto, la tenuta a Canevel nel Valdobbiadene, vigneti preziosi in dimore storiche. Un esempio è quello qua, padre Dante, che viene a Verona e che trova qui l'ambiente più simile alla sua Toscana, la dice lunga, ma anche i Bossi Fedrigotti in Trentino, anche Canevel in Friuli. E allora è nato questo discorso di noi vogliamo interessarci del vino, ci interessiamo del vino chiaramente, ma non di qualunque vino, solo di quello che conosciamo bene, però cerchiamo di preservare anche la radice storica di questi vini, e dove non riusciamo ad avere i vigneti nostri possiamo portare avanti dei progetti di recupero o di valorizzazione di tenute storiche. Ecco, per cui questo è alla base di questo progetto Historic Venetian Estates. Venetian perché? Perché noi conosciamo queste. Il progetto, che ha l'obiettivo di valorizzare alcune delle tenute storiche del territorio delle Venezie, si chiama Venetian Historical Estates, come racconta Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola. Questa che stiamo per raccontare è anche la sua storia, ma è soprattutto la storia di un'azienda e di un vino che hanno fatto della cultura del tempo la chiave del proprio successo. Io sono Matteo Caccia, benvenuti a Buon Tempo, 250 anni di Masi.
è una casa in più strati, si passa sotto a degli archi, si entra in corti sempre nuove, ci sono piante dappertutto, c'è una parte della famiglia che è la 20ª generazione di discendenza dal poeta Dante Alighieri, che vive ancora, i conti Serego Alighieri che vivono ancora all'interno della tenuta. È un luogo magnifico. Raggiungo Sandro Boscaini, che mi aspetta all'interno della tenuta dei conti Serego Alighieri, in un elegante salotto, dove è pronto per noi un caffè di benvenuto. E mi racconta subito del luogo storico nel quale ci troviamo. Allora, qua è stata l'originale, idea. E difatti, quando mi sono messo a lavorare con mio papà, noi avevamo i vigneti confinanti con i conti. Io ricordo che quando ero bambino il conte, il nonno di Pieralvise, del conte attuale, aveva regalato un pastore maremmano bianco, pastore belga, bianco, una bestiona, che era appunto nei cortili nostri, che scorazzava sta bestia, perché loro hanno sempre avuto la passione per i cani, allevamento di cani, per cui c'era un rapporto molto cordiale che poi diventava anche un rapporto di acquisto delle uve di questa filiera. E allora, quando ho cominciato io, ho detto a mio padre: ma perché compri l'uva dai conti Serego Alighieri? Hanno un nome strepitoso e si tratta di prenderli a braccetto e di riintrodurli nella società del vino, di introdurli nel mondo del vino. Facevano piccola produzione per loro e vendevano l'uva, insomma. E hanno vigneti strepitosi perché avevano una grandissima proprietà. Per cui abbiamo iniziato un discorso nel 1973 con il conte Dante, il papà di Pieralvise, facendo un progetto: dobbiamo rimettere a posto i vigneti, dobbiamo mettere a posto la cantina, mantenendola nella sua storicità. Noi possiamo dare tutta la direzione tecnica e la collaborazione, siamo qua a 2 passi, per cui siamo di casa, e poi lanciamo questo prodotto nel mondo. Per comprendere appieno la bellezza di questo luogo, bisognerebbe visitarlo. Per comprenderne il valore, vi racconto la sua storia. Anzi, me la faccio raccontare da Massimilla Serego Alighieri, figlia del conte Pieralvise, discendente di Dante Alighieri. Noi stiamo a Gargagnago di Valpolicella dal 1353, data in cui Pietro Alighieri, il figlio di Dante, aveva acquisito i primi terreni, le prime pezze di terra che sono ancora vigneti di nostra proprietà, dove produciamo uno dei nostri vini. Da lì la tenuta si è ovviamente espansa con la casa dove tuttora abitiamo, e c'è una parte della proprietà che è adibita a ricevimento degli ospiti, perciò noi abbiamo 8 appartamenti, abbiamo delle sale degustazione, ed è possibile appunto visitare la Valpolicella, ma soprattutto visitare Serego Alighieri e visitare quella che è stata terra anche dei discendenti di Dante Alighieri. Passeggiando per il viale alberato, tra queste corti che si aprono sui vigneti, immagino Dante Alighieri e il suo sollievo nel ritrovare una natura simile a quella delle sue colline fiorentine qui in Valpolicella. Fu ospite della Scala, venne a Verona per 3 volte, fu molto legato alla città di Verona e alla famiglia della Scala, e i figli anche lo seguirono, perciò stavano a Verona Pietro e Jacopo. Poi che Pietro le 2 pezze di terra, che così vengono nominate nell'atto con cui acquista queste 2 pezze di terra appunto nel 1353, che le avesse già viste è molto probabile. Che ci fosse venuto col padre è ancora più probabile, però sono tutte supposizioni. Su Dante è un po' tutta una supposizione. Il solo fatto che non esista una firma di Dante, non esiste un manoscritto, già quello suscita un mistero che sta sempre attorno alla figura di Dante, che è anche bello da proporre, anche bello da dire.
Nella metà del 1500 Ginevra Alighieri era l'ultima discendente rimasta del sommo poeta, ma il cognome non andò perduto. Nel 1500 sposarsi per le donne significava perdere anche il cognome e quindi si sarebbe perso il cognome Alighieri. Anche se in realtà lo zio di Ginevra, Francesco, provò lo stesso a portare avanti il nome di famiglia, pur essendo un canonico cattolico. Però ottenne un speciale permesso dalla Chiesa, ma sfortuna volle che ebbe solo 3 figlie. Perciò la divina provvidenza non lo aiutò per niente e per questo il gioco tornò in mano a Ginevra Alighieri, che andò in sposa a Marcantonio Serego di Sarego, appunto, quindi un paesino della provincia di Vicenza, e grazie a questo matrimonio, grazie a quest'unione, si unirono ovviamente i 2 cognomi e da lì, dal primo Serego Alighieri, che era Pieralvise, nome ben ricorrente nella mia famiglia, mio padre stesso si chiama Pieralvise, da Pieralvise e dai suoi 14 fratelli si continuò con la famiglia Serego Alighieri. Io sono Massimilla Serego Alighieri, in questo momento mi occupo delle pubbliche relazioni per le cantine Masi e ovviamente anche per Serego Alighieri. Oltre a questo io ho molte altre passioni, perché oltre a questo io recito a teatro, sono anche la voce della Scaligera Basket Verona. Questa storia, queste uve, questo nome andavano valorizzati e soprattutto comunicati. Come ci spiega Alessandra Boscaini, 7ª generazione, direttrice commerciale di Masi. La collaborazione tra la mia famiglia e la famiglia dei conti Serego Alighieri nasce in quanto vicini di casa. A un certo punto mio nonno si accordò col padre dell'attuale conte semplicemente per un conferimento di uve. Poi via via la cosa si è sviluppata e dal venderci semplicemente l'uva si è poi evoluta e oggigiorno c'è questa collaborazione molto stretta, per cui i nostri tecnici seguono tutto ciò che avviene nel vigneto. Mio nonno ebbe a suo tempo l'intuizione che certo l'uva faceva comodo, ma l'uva che proveniva da dei vigneti così vocati, così interessanti e soprattutto con un nome così blasonato valeva la pena di spenderlo, di comunicarlo, no? Per cui vengono prodotti questi vini che portano il nome di Serego Alighieri. Il Vaio Armaron è un vino conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e viene prodotto proprio nella tenuta dei Serego Alighieri, dopo l'appassimento nello splendido fruttaio. In queste sale l'appassimento avviene in maniera del tutto naturale, semplicemente aprendo le finestre. Si aprono le finestre di un muro e dell'altro muro di fronte, che sono disposte esattamente una a nord e l'altra a sud, e l'aria che passa e asciuga e appassisce l'uva le regala questo appassimento naturale che poi fa diventare quest'uva l'uva con cui si fa l'Amarone. Il vino più emblematico della nostra azienda è ovviamente il Vaio Armaron, perché non potrei dirne altri, un po' perché è anche il mio preferito, ma non potrei dirne altri perché il Vaio Armaron è quello che ci dà e ci ha sempre dato molte soddisfazioni. È uno dei vini più conosciuti al mondo, è tuttora l'unico vino veneto ad essere entrato nella classifica di Wine Spectator, nella top 10 di Wine Spectator. Quindi non ci sono altri vini veneti. Questo successe nel 2015 con l'annata 2008, oggi siamo nel 2022, ancora non sono entrati altri vini veneti. Vaio Armaron è un vino che viene poi da un vigneto che la mia famiglia acquistò nel 1450, quindi ha anche lui una lunga storia e soprattutto ha anche un nome curioso, perché tutti pensano Armaron l'avranno dato perché è l'Amarone. No, è il nome proprio del vigneto che era stato acquistato nel 1450 e ci sono leggende che dicono che forse il nome Amarone, il nome del vino Amarone, derivi proprio da questo vigneto acquistato dagli Alighieri nel 1450. Tra i comuni di Mori, Isera e Rovereto, in Trentino, sorgono invece la tenuta dei conti Bossi Fedrigotti e i loro vigneti, accarezzati e rinfrescati dalla brezza del vento Ora, che spira dal lago di Garda.
La storia della loro azienda vitivinicola me la racconta Maria José Bossi Fedrigotti, che la amministra assieme alla sorella Isabella. Nasce più di 4 secoli fa e le prime notizie dell'azienda, della vendemmia, si hanno dal 1697. Le proprietà erano già in casa, insomma, della famiglia, però la prima vendemmia gli archivi la registrano nel 1697. I ricordi di infanzia di Maria José sono legati alla terra, agli alberi da frutto e soprattutto ai tempi della vendemmia. Erano le vendemmie che erano sempre periodi di grande agitazione, perché non si sapeva mai il tempo, la grandine e questo. Insomma, da quando le vigne si risvegliavano c'era sempre agitazione, sempre ansia, sia per la grandine, sia per il vento, sia per una gelata troppo in là col tempo. E poi chiaramente la vendemmia era il clou di tutta la fine di questo bellissimo periodo, ed eravamo tristi perché non si poteva più, noi bambini non potevamo più andare a spigolare nei vigneti. Spigolare che si andava da un grappolo all'altro sotto le pergole, un po' di uva nera, un po' di marzemino, poi si andava di là al Teroldego, poi si andava al Merlot, poi si andava al Cabernet e insomma si spigolava. Noi avevamo anche dei ciliegi in campagna, avevamo delle mele, delle pere, per cui avevamo tutti i periodi di frutta che arrivavano a casa, insomma noi vivevamo di frutta di stagione, che era il bellissimo ricordo. Quando ero a Milano e si andava a bere il Binciar, Vinscur, Vingros, se si andava a prendere una bottiglia, c'era una bottiglia in Italia di grande vino, altrimenti dovevi andare a comprare un vino francese. E noi andavamo in via Meravigli, che c'era una piccola enoteca, e lì c'era una bottiglia italiana che era il Fojaneghe. Era considerato proprio il massimo, che è stato il primo vino di bordolese, con le uve bordolesi e con l'affinamento in barrique, fatto in Italia nel 1961. So che costava una barca di soldi, ma valeva la pena, insomma. E da Bossi Fedrigotti Fojaneghe, che esiste ancora. Dal 2007 il gruppo Masi e i conti Bossi Fedrigotti collaborano per valorizzare sempre meglio i vigneti e i prodotti dell'azienda trentina. È quello che Sandro Boscaini definisce uno scambio di cultura del vino tra innovazione e rispetto per la tradizione. Tra i vini più emblematici della cantina Bossi Fedrigotti c'è il Fojaneghe, il primo esempio di uvaggio bordolese in Italia, come racconta ancora Maria José Bossi Fedrigotti. Il nostro vino più emblematico è il Fojaneghe, appunto, che è stato creato nel 1961 e mio padre andò in Francia col suo enologo per vedere cosa fanno i vicini e che buona fama avessero, come mai questa buona fama avessero i vini in Francia. E tornato a casa dice: beh, questo vino anche noi potremmo farlo, perché abbiamo Merlot e Cabernet, vari tipi di Cabernet in campagna, possiamo provare a farlo. Vinificando simultaneamente Cabernet e Merlot è venuto fuori questo uvaggio bordolese, come si chiama, nel 1961, ed è chiamato Fojaneghe perché è la zona dove crescono i vigneti, soprattutto di Merlot e Cabernet. È un vino molto morbido, molto buono, a noi ci piace sempre berlo, però ai tempi si beveva solo a Natale o in momenti particolari, perché bisognava venderlo. L'uso privato era abbastanza ridotto. E poi c'è il Conte Federico, uno spumante metodo classico, fortemente voluto da Raffaele Boscaini, il figlio di Sandro. Quando nel 2007 ci siamo avvicinati alla famiglia Bossi Fedrigotti, abbiamo preso la responsabilità
della produzione e della distribuzione dei loro vini, e Andrea Dalcin, il nostro direttore tecnico, è venuto da me e mi ha detto: Raffaele, facciamo uno spumante metodo classico, che abbiamo il territorio, abbiamo le uve, e io banalmente ho detto: ma tu lo sai fare? No, sì, l'ho fatto ancora, perché insomma è stato un po' di anni fa, era ancora giovane. Sì, l'ho fatto ancora e ci viene bene, ma cosa ci serve? Ma sì, un po' di attrezzatura, non ci vuole molto, facciamo 2000 bottiglie, una roba del genere, così, no? E a me mi entusiasmava l'idea, perché banalmente a me piace lo spumante, e quindi avere uno spumante Masi, mai fatto uno spumante, mi faceva piacere. Allora sono andato da mio papà e gli ho detto di questa idea, no? E lui è stato abbastanza, forse era impegnato in altre cose, ma è stato parecchio freddo e mi ha detto: guarda, facciamo una marrone noi, quello è il nostro lavoro. Prendendo un pezzo di carta, fatto 2 conti, non ci stiamo neanche dentro, è proprio buttare via soldi. E vabbè, io sono tornato nel mio ufficio un po' deluso, così, però d'altra parte, insomma, sì, ha fatto anche i conti, quindi c'è niente da fare. E quando sono stato nell'ufficio ho visto una bottiglia di questo vino del Bosco dei Poeti, che era un'operazione che aveva fatto appunto lui con un signore che aveva questo bosco dove i poeti andavano a ispirarsi, e aveva fatto insieme con Serego Alighieri il vino. Aveva un senso del sommo poeta che ispira i poeti. Insomma, però non è funzionato, qualche migliaio di bottiglie fatte, vendute poche decine, e quindi questa bottiglia l'ho presa in mano e ho detto: ma, insomma, lui ha fatto uno sbaglio così, posso farlo anch'io? E allora ho detto: andiamo avanti. E dopo, insomma, appunto, ho detto: ma che vada, ce lo beviamo. Saranno appunto 2000 bottiglie, un investimento sarà stato 5.000 euro, ma forse, per fare queste 2000 bottiglie, quindi lo abbiamo fatto. E dopo devo dire che mio padre, dopo al Vinitaly, quando l'abbiamo portato la prima volta, ma appunto 2000 bottiglie non era proprio una presentazione, ma l'ha fatto assaggiare a tutti, perché ci è venuto bene, è stato bello, divertente, insomma. Nella carta dei vini Masi, oltre allo spumante metodo classico, non poteva mancare il prosecco di Valdobbiadene. Ed è così che Sandro Boscaini ha trovato una piccola cantina, una caneva, come si dice in dialetto. È un nome di fantasia che nasce comunque dall'etimologia di caneva. Caneva nel nostro dialetto è la cantina di casa, quindi tutte le case nelle nostre colline hanno una caneva sottoterra o più o meno interrata, dove il padrone di casa e il paron custodisce gelosamente il vino e quant'altro possa essere di buono e valga la pena essere appunto preservato. Lui è Carlo Caramel, rappresentante dell'azienda agricola Canevel. Nel nostro dialetto poi la desinenza in L diventa un diminutivo vezzeggiativo che quindi vuol dire piccola cantina. Quindi Canevel alla fine è piccola cantina, il suo significato. La mia famiglia è nel mondo del vino e della produzione ormai da generazioni, e quindi è stato mio padre però che si è avvicinato alle campagne di Valdobbiadene, non essendo noi prettamente di Valdobbiadene, ma comunque trevigiani da sempre. Valdobbiadene, che proprio con l'avvento poi del riconoscimento a colline patrimonio dell'UNESCO è stato veramente un salto di qualità in termini anche di importanza e di nome, di risonanza proprio a livello mondiale, che sta contribuendo a innalzare ancora di più il prestigio e la frequenza che abbiamo nelle nostre colline. Ci è capitata, dopo devo dire che gli ho fatto la corte per una quindicina d'anni, questo vero e unico chateau del Prosecco, che è Canevel, perché quella lì è una piccola azienda, pensando che c'è gente che fa 200 milioni di bottiglie, una sola azienda di Prosecco, un'azienda che fa 800 milioni di bottiglie massimo è niente, però è stata creata dal suo fondatore, che faceva un altro mestiere, per fare un vero chateau. Cosa ha fatto? Ha comprato i vigneti scelti, sulla collina ha creato la sua cantina per dire: io faccio lo chateau del Prosecco, e tale è interpretata anche oggi Canevel. E noi facciamo come facciamo qua, cioè diamo tutto l'indirizzo tecnico, facciamo il processo e lo portiamo nel mondo. Se possiamo sintetizzarli, identificarli sotto un aspetto che gli fa un po' da cappello, io parlerei di armonia.
E quindi l'armonia nel vino la intendo come un insieme di molteplici fattori che alla fine danno un messaggio unico, che è quello di grande equilibrio, di grande costanza, di grande piacevolezza. Chiaro che la leggerezza che non deve essere una cosa intesa come una cosa diminutiva, ma proprio come una qualità vera e propria, e quindi la facilità di poter approcciare un bicchiere di Valdobbiadene è la caratteristica principale, che non avviene mai per caso, ma avviene attraverso una ricerca costante, metodica, perpetua di cercare in tutti gli step della produzione il massimo che possiamo ottenere, dalla campagna fino alla bottiglia confezionata. Venetian Historical Estates è un progetto che avvalora il passato e che traghetta nel futuro alcuni grandi vini e le famiglie nobiliari che li producono. Una sintesi perfetta tra passato, presente e futuro, perché è il tempo a dare valore alle cose. Noi siamo stati abituati a scandirlo in tempi lunghi, perché tutto si riferiva sempre al vigneto, al nuovo vigneto, e bisogna avere pazienza, poi vedrete che poi succede, che poi andrà. Insomma, sono abituata a tempi lunghi. Il tempo è stato scontato da una tempistica relativa alla vita della vigna. Il tempo forse è la cosa più preziosa che abbiamo, anche senza forse. Il tempo è una cosa che non possiamo comprare, ma possiamo solo gestire. Quindi all'interno di questo dobbiamo trovare, penso in tutti noi, nelle nostre vite quotidiane, quell'equilibrio e quell'armonia, agganciandomi al discorso prima che si faceva dei vini, per poter fare tutte le cose che vogliamo e possiamo fare, mantenendo però i nostri valori su cui crediamo. Per cui il tempo è un qualcosa che purtroppo passa, è una cosa che purtroppo una volta passato non ritorna più indietro, ma che possiamo sicuramente gestire e quindi ottimizzare. Sono mossa da tante passioni. È vero che non voglio perderne neanche una, però ho capito in questo periodo in cui tutti ci siamo fermati, abbiamo rallentato, quanto sia importante rallentare per gustarsi al meglio il tempo che poi ci viene dato, e quindi il tempo che noi mettiamo nelle nostre passioni e nelle nostre cose ci se lo gusta meglio forse pensandoci un attimo e rallentando un attimo quella che è la nostra vita, un po' come un bicchiere di vino. Dopo questo viaggio nel tempo tra le tenute storiche del gruppo Masi, nel prossimo episodio vi accompagno alla scoperta del Campofiorin, un vino amato in tutto il mondo e che ha una storia molto interessante da raccontare, una storia di ingegno e innovazione.